Settima corsa, premio Montourbillon. Cavalli di categoria G ed F. Sono in 11, 1 Zio Dipa, Giorgio Cassani, 2 Zula del Duomo, Tommaso Gambino, 3 Zoles, Andrea Farolfi. Anzi sono 10 perché è ritirato il numero 4 Ulder Norfro, 5 Tenor Delun, Sandro Miraglia, 6 Valerias, Vincenzo Piscuoglio. Seconda fila 7 Ulisse Lelle, Emanuele Ossani, 8 Tropical Spring, Gianvito D'Ambroso, 9 Ribose Tesse, Igor Guasti, 10 Vento Adri, Vincenzo Torrente, 11 01 MMG, Andrea Vitagliano. Stacco della macchina, veloce, Zoles cerca di scavalcare Zula del Duomo, manovra che però non riesce, cerca di rientrare Zula del Duomo, all'esterno è partito veloce anche Valerias, fase molto calda della prima curva con tanto l'errore di Zio Dipa. In vantaggio Zula del Duomo, Zio Dipa, mentre è filtrato dalla seconda fila molto bene. Gran mossa di Igor Guasti che va a seconda alla corda con Ribose Tesse, mentre anche terzo si infila Andrea Vitagliano con 0-1 MMG. Quindi sempre in vantaggio Zula del Duomo che ha respinto l'attacco di Zoles, 28,5 i primi 400 metri, insiste all'esterno Andrea Farolfi su Zula del Duomo. Tommaso Gambino però vuole correre davanti e ora cerca di ridurre un po' il ritmo su Ribose Tesse 0-1 MMG che hanno preso posizioni preziose. 600 metri in 44,3. Secondo passaggio davanti alle tribune con Zula del Duomo in vantaggio, Zoles ormai ha dato tutto, si panta in terza ruota Valerias, mentre anche Tenor Delun addirittura in quarta con Sandro Miraglia. Giro in 1 minuto e 5 decimi, sempre in vantaggio la figlia di SJ Photo, intanto insiste al largo Tenor Delun che cerca di arrivare sui primi, ma viene ancora tenuto al largo da Valerias, chilometro in 1.16,6, retta di là con Zula del Duomo in vantaggio, Tenor Delun che attacca in maniera ora più decisa la femmina, sempre sul punto di poter passare, poi vediamo Ribose Tesse che ha la destra libera ed esce al largo, sta per passare Tenor Delun sull'ultima curva, manovra che riesce, ora deve essere sollecitato da Sandro Miraglia perché arriva Ribose Tesse che è ancora molto fresco, poi anche 0-1 MMG ha trovato da correre, siamo a 200 metri dalla conclusione, ultima curva passati in 16-2, è battuto Tenor Delun ma si lancia al largo anche 0-1 MMG, lotta fra Ribose Tesse e 0-1 MMG, fruste alzate alla fine è Ribose Tesse che forse si difende ma sono molto vicini al terzo Ulisse LL, intanto vediamo una ruota rotta per Valerias. Rivediamo l'arrivo, Ribose Tesse si è difeso fin sul palo da 0-1 MMG che l'ha apparigliato quasi completamente, rivediamo perché i due sono molto vicini. Igor Guasti con Ribose Tesse arriva forte 0-1 MMG, vediamo sul palo, finisce molto forte 0-1, ma se proprio devo sbilanciarmi direi che si è difeso Ribose Tesse. Quindi arrivo probabile all'ultima dell'Arcoveggio, Ribose Tesse, Igor Guasti, Mario Natinchi al training e ai colori. Vittoria per l'11 anni da Malabor Circle AS su un comunque valido 0-1 MMG, mentre per il terzo Ulisse LL con Emanuele Ossani. È tutto per la giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio, l'appuntamento è per mercoledì col Gran Premio della Repubblica.